Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Trafficanti di uomini arrestati a Messina, 5 tunisini che organizzavano viaggi per migranti. Indagato per corruzione il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Per la procura di Palermo avrebbe pilotato fondi pubblici in favore dei suoi collaboratori. Agguato ieri sera ad Avola, padre e figlio si costituiscono poco dopo, la vittima è un pregiudicato di 48 anni. 4 indagati per la morte della piccola Elisa, la neonata precipitata con la madre dal balcone di casa a Messina, ci sono anche i genitori. I ministri degli esteri dell'Unione Europea alla conferenza di Messina, dove furono poste le basi della comunità, integrazione, competitività e sicurezza le priorità. Nessun obbligo per l'Italia di assegnare un porto sicuro all'Open Arms, rese note le motivazioni della sentenza di assoluzione di Matteo Salvini per il ritardato sbarco dei migranti. Calcio, squadre siciliane all'opera sul mercato, i primi colpi attesi dal Palermo, il Catania e il Trapani sondano il terreno per probabili affari. Traffico di migranti è l'accusa con cui sono stati arrestati 5 tunisini residenti in Sicilia. Organizzavano viaggi in gommone tra le coste africane e quelle siciliane. Sentiamo Francesco Triolo. Un'organizzazione ramificata in tutta la Sicilia ma che aveva la sua base operativa nel messinese tra Capodorlando e Patti e che era specializzata nel traffico di migranti tra la Tunisia e la Sicilia. Con l'accusa di immigrazione clandestina, i carabinieri dei comandi provinciali di Messina e Trapani hanno così arrestato 5 tunisini tra i 25 e i 42 anni. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Messina, ha documentato l'esistenza della banda che avrebbe stabilmente organizzato traversate in mare dietro compenso di denaro attraverso l'utilizzo di gommoni dalle coste tunisine a quelle siciliane. Gli scafisti, non curanti della pericolosità delle traversate, si adoperavano al fine di far salire il maggior numero di migranti a bordo delle imbarcazioni. Accertato anche un episodio avvenuto lo scorso 12 giugno sulla costa trapanese, quando i 5 indagati avrebbero trasportato dalla Tunisia circa 20 migranti che dall'arrivo sulla spiaggia sono stati individuati e rintracciati dai carabinieri di Marsala e Mazzara del Vallo. Gli stranieri, tutti tunisini, tra cui 2 donne e 5 minori, sono stati soccorsi e condotti presso il CPR di Trapani, ma così si è riusciti a delineare gli assetti e la ripartizione organizzativa dei ruoli dei singoli componenti. Tra gli arrestati anche il 31enne tunisino che lo scorso 9 marzo era evaso dal carcere di Barcellona. Ai 5 viene contestata anche l'aggravante della disponibilità di armi. E veniamo alla tegola giudiziaria caduta sulla testa del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, che è indagato dalla Procura di Palermo per corruzione. Sentiamo Maglio Viola. È indagato per corruzione dalla Procura di Palermo il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Il pool di magistrati che indaga sulla spesa pubblica sta passando al vaglio da 1 anno e mezzo 2 contributi per un totale di 300.000 euro rilasciati in occasione delle feste natalizie del 2023. Secondo l'accusa, le società che hanno ricevuto questi contributi avrebbero contraccambiato dando incarichi professionali a 2 collaboratori del presidente dell'ARS, la sua portavoce e il suo addetto stampa. L'esponente di Fratelli d'Italia è già stato ascoltato dai magistrati, ai quali ha spiegato che i suoi collaboratori lavorano senza esclusiva per lui e dunque non ha alcun controllo sugli incarichi professionali esterni. Galvagno ha poi chiarito in una dichiarazione pubblica di non avere nulla da nascondere e di aver chiesto proprio lui di essere ascoltato. Ma dalla Fondazione Dragotto, una delle 2 destinatarie dei finanziamenti in questione, arriva una secca smentita. Nessun incarico è stato mai conferito da alcun collaboratore del presidente dell'ARS, dice la vicepresidente Marcella Cannariato. Insomma, sarebbe tutto un grande abbaglio. Pioggia di solidarietà al presidente dell'ARS, pur nel rispetto della magistratura, dal presidente della regione Renato Schifani, dai gruppi di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Democrazia Cristiana e Grande Sicilia. Preoccupazione dal presidente della commissione antimafia Antonello Cracolici del PD e dal capogruppo Catanzaro, che teme per l'immagine di tutto il Parlamento. Chiedono celerità ai 5 Stelle per non trascinare nel fango l'intera ARS, mentre attacca l'appena riconfermato segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, per il quale in ARS servono metodi più trasparenti per la gestione e l'erogazione delle risorse pubbliche. Agguato 2 sere fa ad Avola, in provincia di Siracusa. La vittima è un uomo che si trovava alla guida di un'auto. I killer, padre e figlio, si sono costituiti poco dopo. Francesco Aloi.
Un omicidio legato a litigi che andavano avanti già da mesi. Sarebbe questo il movente che ha spinto due uomini, padre e figlio, di 57 e 26 anni, reo confessi, ad uccidere Paolo Zuppardo. Tutto è accaduto nella tarda serata qui ad Avola, nel Siracusano. Il 48enne era alla guida del suo SUV quando avrebbe incrociato i due, che di lì a poco lo avrebbero ucciso. L'inseguimento è finito qui, in questa strada, molto frequentata anche dai giovani. Prima una folle corsa, con lo speronamento e l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Ad uccidere Zuppardo, però, sarebbe stato il calcio della pistola, battuto sul volto. Mentre i medici del Di Maria facevano di tutto per salvarlo, in commissariato si presentavano i due, che adesso devono rispondere di omicidio e detenzione di arma clandestina. E non è da escludere che dietro all'omicidio possa nascondersi altro. La vittima aveva precedenti per droga. Anni fa l'uomo era stato coinvolto nell'operazione antimafia dei carabinieri Eclipse e aveva minacciato di morte anche il giornalista Paolo Borrometi. Ed è lui stesso a ricordarlo sulla sua pagina Facebook. A Messina sono 4 gli indagati per la morte di Elisa, la neonata precipitata con la madre dal balcone di casa. Tra i 4 ci sono anche i 2 genitori. Giusy Lazzara. La tragedia nella tragedia. Ci sono 4 indagati per la morte di Elisa, la neonata di 3 mesi precipitata in braccio alla madre dal balcone di casa a Messina lunedì scorso. L'avvio delle indagini e l'iscrizione nel registro degli indagati per la madre per omicidio volontario. Coinvolti nell'inchiesta anche il padre della piccola, lo psichiatra che aveva in cura la donna per la sua depressione postpartum e il medico di base che la seguiva. Per tutti e 3 il magistrato ipotizza l'omicidio colposo per un profilo omissivo, un atto dovuto con ipotesi di reato diversificato. Altre conferme arriveranno dall'autopsia prevista per oggi sulla piccola. Ancora dolore per quel pomeriggio fatale e il disperato gesto della madre che si è lanciata dal balcone con la figlia, finendo in un cortile interno del complesso 6 Stelle a Santa Lucia sopra Contesse. A dare l'allarme era stata una vicina di casa che, sentendo un rumore, aveva trovato mamma e figlia tramortite a terra. Immediati soccorsi del 118, tutte e 2 trasportate in codice rosso al Policlinico, dove la neonata è morta poche ore dopo per i gravissimi traumi riportati. La madre di Elisa è ancora ricoverata alla neurochirurgia del Policlinico e probabilmente non sa nemmeno della morte della figlia. In uno scenario internazionale particolarmente cupo, a Taormina sono iniziati gli incontri tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea. Francesco Triolo. La nuova Europa si costruisce in Sicilia. Se 70 anni fa a Messina furono poste le basi per la comunità europea, adesso si lavora sul futuro dell'Unione Europea. Passaggi delicati che necessitano di approfondimenti continui alla luce anche dell'attuale scenario internazionale. Le riunioni di questa mattina a Taormina tra i rappresentanti degli Stati membri, dei paesi candidati e potenziali candidati e la commissaria dell'Unione per l'allargamento Marta Kos hanno avuto 3 parole chiave: integrazione, competitività e sicurezza. Proprio sulla sicurezza ha parlato il ministro degli esteri Antonio Tajani con riferimento al tema del processo di allargamento. Noi stiamo avendo momenti particolarmente difficili, credo che sia sempre più bisogno di Europa e non meno bisogno di Europa. Prima dei lavori Tajani ha incontrato privatamente la commissaria Kos discutendo delle prospettive dell'allargamento ai Balcani occidentali, dall'Albania alla Serbia al Montenegro, sino all'Ucraina. Soprattutto il tema della sicurezza e qualche cosa di più della difesa. Definito come priorità fondamentale in risposta agli sviluppi dello scenario internazionale il rafforzamento della difesa e della sicurezza europea in complementarità con la NATO, ribadito anche il sostegno all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, l'impegno per una pace globale giusta e duratura. Garantire la sicurezza dell'Ucraina fino a non poterlo diventa una priorità per tutti quanti noi, perché la sicurezza garantisce la convivenza civile. I trattati internazionali non assegnavano all'Italia nessun obbligo nei confronti della Open Arms, pubblicate le motivazioni della soluzione di Matteo Salvini. Maglio Viola.
L'allora ministro degli interni Matteo Salvini non commise alcun reato con il ritardato sbarco dei migranti dalla nave Open Arms perché dai trattati internazionali in quella vicenda non discendeva nessun obbligo all'Italia nel fornire un porto sicuro. E quanto scrivono i magistrati di Palermo nelle motivazioni dell'assoluzione all'attuale vice premier, pubblicate oggi a distanza di quasi 6 mesi dall'assoluzione stessa, pronunciata a dicembre dello scorso anno. Il leader della Lega, nonostante i 6 anni chiesti dalla procura palermitana, era stato assolto perché il fatto non sussiste. La Open Arms è un'imbarcazione straniera che aveva operato un intervento in acque SAR non italiane, dunque non ne deriva alcun obbligo in capo all'Italia di fornire il porto sicuro. Questa convinzione dei magistrati che hanno assolto Salvini taglia via tutti gli altri argomenti processuali. Esime il collegio, scrivono i giudici, dall'affrontare analiticamente diverse tematiche prospettate e animatamente dibattute dalle parti, quali la circostanza che la nave Open Arms avesse potuto fungere da POS, ovvero il fatto che il primo intervento non avesse in realtà riguardato un'imbarcazione in difficoltà, o ancora il fatto che i tempi trascorsi fossero legittimati dall'esigenza di provvedere prima alla distribuzione dei migranti fra gli Stati europei. Di fatto il Tribunale di Palermo evita di porre precedenti sui temi più spinosi e a sfondo palesemente rilevante sul fronte delle politiche migratorie posti da questa vicenda. Torniamo a Catania, dove ieri c'è stata un'eruzione lampo, quella dell'Etna, che per 24 ore si è risvegliata creando un'alta colonna di cenere. In diminuzione, questo è il tenore del comunicato dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, in merito all'attività esplosiva dell'Etna, che la scorsa notte aveva cominciato una nuova fase eruttiva che aveva prodotto una nube di cenere alta 6 km. Una nuova fase che ha contato uno stato esplosivo intenso dal cratere di sud-est, con la nube che si è dispersa principalmente in direzione nord, mentre dal trabocco lavico che si è formato si è alimentata una modesta colata in direzione della Valle del Leone. Ecco dal grafico la ricostruzione delle tracce dell'ampiezza del tremore vulcanico durante gli ultimi 7 giorni, che come si vede ha segnato un'impennata improvvisa nella giornata del 19 con un andamento stazionario su valori alti. Visibile anche un piccolo trabocco in direzione sud-est. Gli eventi, a causa della presenza di copertura nuvolosa, sono stati limitati nella visibilità e nell'osservazione dettagliata che è avvenuta tramite telecamere di sorveglianza visiva e termica. Con l'emissione di cenere tornata debole e confinata nelle zone sommitali, l'avviso per il volo, il cosiddetto VONA, che era passato a rosso visto il movimento verso nord-est della nube vulcanica, è tornato arancione. L'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, per la durata degli eventi, non ha comunque subito interruzioni e disagi particolari. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie. Ed è polemica tra i genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che da alcuni giorni protestano, e il sindaco della città, Cateno De Luca. Io sono venuto qua per dirvi una cosa: ho seguito direttamente le dinamiche e vi posso dire con certezza che chi oggi ha determinato la soluzione è giusto che la comunichi lui. Questo vi posso dire. Tutto qui. No. Se mi aggiungete con altrettanta onestà il presidio ha risolto la questione, vi dico no, perché comunque già queste dinamiche sono da mesi che si sono incardinate e vanno avanti. Quella di Cateno De Luca al presidio dei genitori del CCPM di Taormina fuori all'ospedale era stata un'assenza che aveva fatto rumore. Scateno, il sindaco delle proteste, dei diritti pretesi, paladino del territorio, che non si era palesato in 5 giorni accanto a chi combatte per i propri figli. Così, eccolo dopo gli impegni istituzionali legati alla conferenza dell'Unione Europea a Taormina, eccolo dopo la diretta live della notte in cui annunciava una soluzione che però resta un mistero, l'unica indicazione che non sarà un'ulteriore proroga. Spero che non sia un'altra proroga. Non abbiamo lavorato per la proroga, anche perché la proroga non ne danno più. Ma dopo la visita di De Luca arriva il comunicato anche duro del comitato genitori, a cui non sono piaciute determinate parole del sindaco di Taormina. Sentirci dire che la scelta di attuare un presidio non è utile e non serve non solo ci mortifica, ma ci pone dinanzi all'ennesimo dubbio: quanto vale la serenità di migliaia di famiglie con bambini cardiopatici per la politica siciliana, scrivono. Io ho chiesto semplicemente di mettersi nei miei panni, perché mia figlia è da trapianto di cuore. E se per me, togliessero questo reparto, per me sarebbe la fine, perché inizieranno i viaggi della speranza.
Dopo mesi di silenzio, il movimento degli agricoltori di Ragusa torna a farsi sentire. Veronica Barbarino. Si riaccende la fiammella. Dopo diverse mobilitazioni sui propri trattori lungo le vie delle città siciliane nei mesi scorsi, nulla è cambiato nel settore primario e il movimento degli agricoltori di Ragusa risolleva la protesta. Al centro sempre le politiche agricole dell'Unione Europea che penalizzano le produzioni italiane, favorendo l'importazione di prodotti da paesi esteri. Sotto accusa anche l'aumento dei costi di produzione come gasolio, energia elettrica, ma anche dei prodotti per l'agricoltura e i concimi. Questo è il famoso, apprezzatissimo sui mercati, ciliegino pachino. Questo è un prodotto che a noi oggi andarlo a produrre costa sull'euro 1,10 euro, 1,20 euro al chilogrammo. Oggi è un prodotto che questo quota sul mercato tra le 60 e le 70 centesimi al chilogrammo e ci scontriamo al mercato con merce proveniente dall'estero che non ha questi costi. I prezzi di vendita dei prodotti agricoli nei mercati quindi non bastano a coprire i costi di produzione nonostante l'eccellenza del prodotto. Però purtroppo nessuna risposta è arrivata. C'è una fase di scoraggiamento nelle persone, ma noi siamo convinti che dobbiamo ancora necessariamente andare avanti. È in programma una nuova rivolta del comparto, organizzata dal movimento, sperando di scuotere qualche coscienza e salvare il settore agricolo. C'è ancora una pausa e poi torniamo per parlare di calciomercato. Siamo alla pagina sportiva e il mercato che tiene banco tra le siciliane. I primi colpi arriveranno dal Palermo. Marco Gullà. Palermo scatenato sul mercato, club rosanero che inizia con la marcia ingranata la sessione estiva e così dopo l'ufficialità di Pippo Inzaghi il DS Carlo Osti è molto vicino alla chiusura dell'operazione che porterà in Sicilia Antonio Palumbo, centrocampista classe 96 attualmente in forza al Modena. Si tratta di un profilo esperto per la categoria, capace di unire qualità tecniche e dinamismo e reduce da un'ottima stagione con i gialloblu emiliani. Nell'ambito di questa operazione potrebbe prendere corpo uno scambio con Dario Saric. E poi il portiere. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato Carlo Saudero che tornerà quindi dal Como, un'operazione praticamente chiusa. Catania, le parole del presidente Rosario Pelligra sono significative e arrivano in un momento di rilancio del club etneo. Il grazie ai tifosi per la fiducia e una rassicurazione sul progetto che andrà avanti. Sarà un mercato difficile con una ventina di esuberi da piazzare, ma al contempo il Catania dovrà lavorare anche al rafforzamento della rosa. Piace Ronaldo del Vicenza, ma al momento appare un affare difficile e poi interesse anche per l'attaccante della Ternana Ferrante, ma c'è un'asta aperta con altri club. Il Trapani, che nella prossima stagione avrà il fardello degli 8 punti di penalizzazione, continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di rinforzi per il riparto difensivo e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe individuato in Marco Caldore un profilo di grande interesse. Il difensore centrale classe 94 è attualmente una delle certezze del Giuliano con cui ha disputato una stagione solida e continua. È stata presentata a Roma, allo stadio di Domiziano, la 20ª edizione del Galà dello Sport, la Castagna d'Argento, che si terrà a Tre Castagni il prossimo 8 dicembre. Il premio di valenza nazionale, che viene assegnato ad atleti, allenatori, dirigenti e giornalisti, celebrerà insieme ai protagonisti dell'anno sportivo un grande personaggio dello sport italiano. La prima Castagna d'Argento del 2025 sarà infatti alla memoria di Pietro Mennea e sarà ritirata dalla moglie del grandissimo velocista italiano. Il 18 luglio a Tre Castagni è previsto anche un altro evento che riunirà i premiati siciliani delle 19 edizioni già andate in scena fino ad oggi. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna come sempre alle 14. Una buona giornata.